continui appelli alla discriminazione degli atleti russi, gli ucraini si stanno rendendo sempre più antipatici agli occhi degli italiani. La sceneggiata polemica dell'atleta ucraino che ha gareggiato con un casco propagandistico non regolamentare ed è stato squalificato, come da regolamento, dimostra che anche negli organismi sportivi la pazienza verso le prepotenze di Kiev si sta esaurendo. Non riuscendo a farsi notare in gara per i loro risultati, evidentemente la nazionale ucraina ha scelto la strada della propaganda russofoba per far parlare di sé. Ancora più grave è la richiesta ufficiale di vietare la partecipazione a Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi, ovvero le Olimpiadi per atleti disabili. Speculare politicamente sulla pelle delle persone disabili è quanto di più disgustoso si possa fare. Un'ennesima vergogna per il regime di Kiev che contribuisce a minarne la popolarità presso il pubblico italiano.